La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura la tragedia stradale avvenuta nella tarda serata di lunedì a Varese, tragedia che ha strappato alla vita due ragazzi di 19 anni. Oggi ad Arcisate è comparso uno striscione con un toccante messaggio dedicato a Cristian Pallaro e Chiara Celato, e a loro sono dedicati i due momenti di preghiera in programma questa sera in contemporanea. Elisa Polveroni. Il silenzio, il dolore e uno striscione, poche toccanti parole dedicate a Cristian e Chiara. Vivere nel cuore di chi resta significa non morire mai. Ciao ragazzi. Eccolo il messaggio che gli amici hanno voluto esporre ad Arcisate e dedicare a Cristian Pallaro e Chiara Celato, i due 19enni morti nella tarda serata di lunedì nel tragico incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Varese. Nello striscione anche il disegno di un cuore e attorno le firme degli amici di Cristian, compagni d'oratorio, di scuola e nello sport. Lo shock e il dolore sono fortissimi, insopportabili nelle comunità che ruotavano attorno ai due ragazzi e che ora si stringono attorno alle loro famiglie. Lenirli è quasi impossibile. Per stasera sono stati organizzati due momenti di preghiera dedicati a Cristian e Chiara, uno nella frazione di Arcisate di Brenno Useria, l'altro a Varese all'oratorio di Valle Olona. Torniamo ad occuparci dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi. A Cavaria infatti sono state invase dall'acqua alcune villette in una zona che già in passato era stata fonte di preoccupazione da anni, la rabbia dei residenti e la richiesta di interventi. Il servizio di Veronica De Rio. È una profezia che si autoadempie. La serie di tempeste che si è abbattuta sul Varesotto lunedì sera ha letteralmente allagato le villette in via Cantalupa. Ora i residenti chiedono un incontro pubblico con l'amministrazione comunale, in particolare con il sindaco. È da tempo che denunciano una situazione che rende l'area invivibile, oltre a essere un pericolo con acqua che arriva ovunque. Il nubifragio che ha portato agli allagamenti non ha nulla a che vedere con l'Arnetta e con la collina di Oggiona. È proprio la conformazione a conca dell'area a essere un problema, denuncia un residente. Uno dei temi è legato al fatto che ci sia un cantiere in via del lavoro e che si possa ulteriormente costruire nell'area. Questo preoccupa i residenti, che dicono è necessario un incontro pubblico perché non sappiamo come risolvere questo problema. È possibile che nessuno abbia valutato le ripercussioni al momento di dare le concessioni edilizie, si domandano? La cronaca: una brutta caduta nei boschi di Orino. Un ciclista è stato soccorso oggi, sul posto anche un elicottero. I particolari nel servizio di Marco Croci. Era impegnato in un giro in bici nei boschi del Campo dei Fiori, quando, scendendo dal Forte d'Orino verso Pian delle Noci, è caduto e non è più riuscito a ripartire. Un ciclista di 21 anni è stato soccorso oggi all'ora di pranzo da tecnici sanitari della stazione di Varese del Soccorso Alpino. In base alla prima ricostruzione, nell'incidente il giovane ha rimediato un trauma alla spalla e ha lanciato l'allarme. Sono accorsi quindi i volontari del Soccorso Alpino e l'elicottero di Areu partito da Villa Guardia. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato verricellato a bordo del velivolo e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Varese in condizioni comunque non gravi. Safety car in autostrada e tutti a passo d'uomo. È accaduto questa mattina sulla 8 in direzione Varese, dal bivio con la 9 fino al bivio con la Pedemontana. Un'auto della polizia, lampeggianti accesi, e a procedere lentamente, una lunga coda alle sue spalle. In molti hanno pensato a un incidente, non è stato così, né sussistevano condizioni climatiche estreme. L'unico altro motivo per cui viene utilizzata una safety car in autostrada in realtà è quello del passaggio di personalità importanti, e qui va ricercata la ragione di quanto accaduto oggi. Nessuna conferma ufficiale, ma registriamo che questa mattina a Como c'era il ministro degli interni Matteo Piantedosi. Siamo alla politica. Toni Accesi oggi al Pierellone durante il Consiglio regionale. Scopriamo che cosa è accaduto in questo servizio. Bagarre oggi a Milano durante il Consiglio regionale, dove da ieri è in discussione l'assestamento al bilancio del 2023. Il duro confronto tra maggioranza e minoranza ha portato a momenti di alta tensione, come dimostrano queste immagini. Sospesi 2 volte da parte della Presidenza i lavori in aula.
Il capogruppo del PD Pierfrancesco Maiorino sostiene: la destra in regione non ci permette di votare impegni a sostegno dei comuni che hanno subito danni dagli straordinari fenomeni di maltempo, e aggiunge: fino a che sarà così saremo costretti a utilizzare in aula tutti gli strumenti a nostra disposizione per far sentire la nostra voce. Sulla bagarre di oggi è intervenuto il presidente della Commissione Bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini. È un normale dibattito, una normale dialettica d'aula, ha detto. Le opposizioni fanno il loro mestiere, ovvero cercare di condizionare una maggioranza che invece è molto ferma nella decisione di non aumentare le tasse. Spostiamoci a Varese e ci occupiamo adesso del caso della poltrona di Via Dandolo. Tutti i particolari ci vengono raccontati da Marco Croci. In queste settimane la città è stata flagellata da nubifragi, violente grandinate, supercelle temporalesche e potenti raffiche di vento. Ma lei se ne sta ancora lì, abbarbicata tra i rami di un albero di Via Dandolo. Continua a suscitare curiosità il caso della poltrona abbandonata nel centro di Varese. La prima segnalazione risale a 3 settimane fa, quando alcuni passanti hanno notato il mobile parcheggiato sulla pianta. Da allora, nonostante il maltempo che ha funestato la città, nulla è cambiato. La poltrona se ne sta ancora lassù, suscitando l'ilarità, ma anche un pizzico di perplessità in chi si trova a passarci sotto. Resta comunque un mistero chi l'abbia messa lì e perché. Primi lavori per la nascita di un nuovo McDonald's nel Varesotto, sorgerà in un'area al confine tra Buguggiate e Azzate. Ce ne parla Marco De Ambrosis. Ruspe in azione a Buguggiate, non passa inosservato il movimento di uomini e mezzi nell'area dismessa di via 25 aprile, al confine con Azzate, dove sorgerà un McDonald's. I lavori di demolizione procedono celermente ed è già stato tolto quasi completamente il vecchio tetto della fabbrica dismessa. L'area, limitrofa all'SP17, è da settimane al centro del dibattito politico locale, sia di Azzate che di Buguggiate. Il Consiglio Comunale di Azzate nei giorni scorsi ha deliberato la cessione di una piccola porzione di terreno confinante con quella dell'intera area oggetto di riqualificazione. Qui è previsto, come si diceva, un fast food, ma troveranno sede anche altre 2 attività commerciali, ma al momento nulla trapela in proposito. In occasione del recente Consiglio Comunale di Buguggiate, la minoranza ha votato contro questo nuovo insediamento, preoccupata delle possibili ricadute negative sul commercio di prossimità. L'argomento approderà stasera sui banchi consigliari di Azzate. In discussione vi è un'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Progetto Comune, con cui l'opposizione chiede al sindaco Raffaele Simone e alla sua maggioranza lumi sul nuovo insediamento commerciale, ma chiede anche se sia stato effettuato uno studio viario per l'analisi dell'impatto del nuovo insediamento sulla SP17. Spettacoli Varese Summer Festival, ancora una serata di successo ieri ai Giardini Estensi. Il servizio. Un'altra serata da tutto esaurito al Varese Summer Festival. Ieri sera oltre 1400 persone hanno partecipato allo spettacolo di Katia Follesa e Angelo Pisani, in scena sul palco dei Giardini Estensi. La coppia di comici, coppia anche nella vita, ha incentrato lo show su un argomento che da sempre è in grado di strappare risate e applausi a scena aperta, il matrimonio. Il calore e l'affetto dei varesini non si sono fatti attendere. In tanti, molto prima dell'inizio dello spettacolo, hanno atteso lungo via Sacco che si aprissero i cancelli. Poi una serata scandita da gag e battute esilaranti. Il prossimo appuntamento con il Varese Summer Festival è per domani, quando sul palco dell'estate varesina sarà protagonista la musica, con il pianoforte di Stefano Bollani. La pagina sportiva nuoto mondiale in Giappone, non arriva la medaglia bis per Nicolò Martinenghi che dopo lo splendido argento sui 100 rana resta giù dal podio nella gara più veloce dei 50. L'Azzatese ha chiuso oggi al 5° posto a 5 centesimi dalla medaglia. Oro al cinese Qin. In chiusura il calcio Serie C, la Pro Patria prosegue nella preparazione a Sondalo dopo i buoni riscontri dell'amichevole persa 3-1 con la Sampdoria. Venerdì nuovo esame con una squadra di Serie B, il Como. Si giocherà a Bormio. Il servizio.
Dopo le indicazioni incoraggianti ricavate dal primo test stagionale, quello di Livigno contro la Sampdoria, la Pro Patria prosegue nella preparazione a Sondalo e punta alla seconda amichevole. Si giocherà venerdì in tarda mattinata, calcio d'inizio alle 11, infatti, per un altro esame probante con un avversario di categoria superiore, il Como. Intanto il gruppo è concentrato nell'assorbire i dettami del tecnico Riccardo Colombo, con i più esperti a fare da trascinatori. Positive le prime impressioni di Gianluca Nicco, uno dei big dei biancoblù. Sicuramente non siamo ancora al 100%, ma quello è normale perché siamo al quinto giorno di ritiro, però ci sono dei buoni presupposti per far bene. Bene, è tutto. Il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.